Bentornati a un nuovo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità. Oggi parliamo di vino, che diciamo è un argomento che qui nel nostro territorio non manca mai, e ci spostiamo verso le terre del Custozza, e per farlo andiamo a dare il benvenuto alla nostra ospite, l'imprenditrice dell'azienda agricola Villa Medici, Silvia Caprara. Benvenuta. Grazie mille. Allora, è un piacere, Silvia, averti qui oggi perché ci porti una bella realtà, quella dell'azienda agricola di famiglia. Tu sei la terza generazione. Esatto. E vorrei innanzitutto chiederti come nasce Villa Medici, l'azienda agricola, perché appunto di storia ce n'è tanta. Allora, il fare vino è un affare di famiglia, nel senso che partiamo già negli anni, all'inizio dell'Ottocento, quando nella corte di famiglia, che si trova a Somma Campagna, vi era un'osteria che praticamente serviva per fare il cambio cavalli dei viaggiatori che praticamente dal nord dell'Europa scendevano verso l'Italia. E già al tempo quindi veniva prodotto il vino per l'osteria. In seguito, insomma, dopo varie vicende di famiglia, mio nonno effettivamente a fine anni 60 decide di prima comprare i campi e poi anche di procedere con la vinificazione. Mio papà si ricorda quando era piccolo, insomma, che per la prima vendemmia arrivava la mattina il carico di botti e il pomeriggio i carretti con l'uva, quindi è nata un po' con un'improvvisazione, ma poi negli anni, prima mio nonno e poi mio papà hanno effettivamente investito molto sull'azienda e adesso tocca a me anche. Giustamente. E siete cresciuti anche tanto in questi anni, siete comunque un'azienda agricola di medie dimensioni, però vi date da fare, avete anche una bella produzione variegata. Sì, allora a volte quando mi chiedono quanti vini abbiamo rispondo che sono troppi, nel senso che avendo comunque diversi vitigni piantati in vigneto ci piace anche sperimentare, provare a tagliare. Poi il Custozza, che è la DOC principale del nostro territorio, nasce come taglio, quindi diciamo che siamo a livello italiano nelle eccellenze, ecco, del saper fare i tagli. Ecco. Adesso passiamo invece al focus dell'intervista di oggi, quindi la sostenibilità. Anche voi avete tante iniziative a riguardo e ce ne sono alcune molto interessanti che io non conoscevo, magari gli addetti ai lavori sicuramente, però insomma spieghiamole anche a chi ci sta guardando. Certo, allora partendo un po' dal vigneto, le tecniche sono diverse. Quello che si cerca di fare è di ridurre al minimo i trattamenti. La nostra azienda ha conduzione convenzionale con lotta integrata, quindi cerchiamo di fare meno trattamenti possibili e abbiamo anche per farli un atomizzatore a recupero, che quindi parte del trattamento che esce effettivamente dall'atomizzatore viene recuperato per ridurre la deriva, quindi poi anche nell'ambiente circostante. Certo. E dopo si cerca di utilizzare le migliori anche pratiche agronomiche. Da moltissimi anni ormai non usiamo più i diserbanti, ma lavoriamo con il disarbo meccanico, quindi passando a tagliare l'erba, e invece di fare uno sfalcio alternato abbiamo comprato un macchinario apposta per tagliare l'erba nel sottofila, ma lasciare l'erba crescere nella parte centrale, in modo che comunque tutta una serie di insetti che sono anche buoni per la protezione poi dell'uva riescano a trovare un ambiente favorevole in cui vivere. Un'altra tecnica è quella del sovescio, quindi di piantare nell'interfila diverse essenze. Noi in particolare abbiamo il trifoglio incarnato, che è questo bel fiore rosso ben visibile, che appunto ha un effetto positivo sul suolo. È un azoto fissatore, quindi appunto come dice il nome fissa l'azoto e arricchisce il suolo, che va molto bene per la vigna, ma aumenta anche la biodiversità nel vigneto. E l'ultima tecnica, forse la più bella, la più divertente, quando si racconta, si chiama confusione sessuale su tignola, e praticamente funziona per la tignola, che è questa farfallina che normalmente è vettore di malattia per la vigna, e invece di usare un insetticida per eliminare la tignola si va a confonderla. Vengono messi in vigneto o dei laccetti oppure dei diffusori che diffondono appunto nell'ambiente gli ormoni della femmina, e quindi praticamente il maschio, una volta entrato in vigneto, non riesce effettivamente a localizzare dove sia la femmina e di conseguenza a riprodursi. Ecco, è molto simpatica comunque, devo dire, come iniziativa anche questa per, diciamo, riuscire poi a mantenere, ecco, la salute delle vigne. Ecco,
quanto è importante, visto che poi tu sei appunto la nuova generazione, quindi c'è anche diciamo una sensibilità diversa verso il benessere ambientale anche, verso l'ambiente che ci circonda soprattutto. Ecco, quanto è importante anche per le cantine come la vostra riuscire a fare quel passettino in più, riuscire a fare quelle piccole cose che possono veramente aiutare l'ambiente. Allora, io penso di essere stata fortunata in azienda perché mio papà ha sempre cercato di implementare tutte queste piccole buone pratiche, queste tecniche. Un'altra scelta secondo me molto importante che ha fatto è stata quella di installare 60 kW di impianto fotovoltaico che ci permettono anche di gestire al meglio poi tutta la catena del freddo all'interno della cantina nel periodo di vinificazione. E poi sono importanti, ritengo, sicuramente perché danno un impatto positivo sull'ambiente, comunque cerchiamo perlomeno di ridurre il nostro impatto e ritengo che in vigneto si riesca anche a lavorare abbastanza bene in questi termini, avendo appunto anche tutto uno spazio di prato che si può sfruttare, a differenza magari di altre culture. E è sempre anche più richiesto nei mercati il poter dimostrare di avere attenzione insomma, verso l'ambiente. Assolutamente. E poi devo dire che c'è sempre sicuramente un investimento iniziale, però quasi tutto quello che si fa ha anche poi un ritorno economico. Comprare un atomizzatore a recupero certo ha un bel investimento iniziale, però poi risparmio anche sul prodotto che devo fare, quindi ad esempio anche piantare il sovescio. C'è un costo all'inizio del comprare le essenze, piantarle, però poi va anche a arricchirmi il suolo, quindi diciamo che secondo me il positivo, l'attenzione crea del bene poi a sua volta. Insomma, sono scelte anche queste, insomma, di come gestire la propria attività. Ecco, e se parliamo appunto di attività, cosa mi dici di questi anni che sono stati un po' particolari per tutti, anche e soprattutto per il mondo vitivinicolo? Allora, anni strani sicuramente. Nel nostro caso siamo abbastanza fortunati, siamo stati fortunati perché comunque lavorando molto sul punto vendita e lavorando anche tanto con gastronomia all'estero, sono dei mercati che sono quasi cresciuti. Ovviamente si è sentito il colpo del Covid lavorando con i ristoranti, con i bar, però lavorando anche con gastronomie, se da un lato c'è stata una perdita, dall'altro c'è stato un aumento delle vendite. Quindi noi siamo stati fortunati, ecco, nella nostra distribuzione di mercato. Adesso si è vista voglia anche alle fiere, c'è stato comunque molto movimento. Voi avete tastato anche il mercato tedesco, che in particolare è un mercato di riferimento per voi, ecco lì com'è la situazione? Allora, in generale per il nostro territorio qua dell'area attorno al lago di Garda, i tedeschi sono degli ottimi clienti, fidelizzati, loro scendono, magari assaggiano nel villaggio turistico sul lago e poi sono anche contenti magari di poter ritrovare i prodotti una volta ritornati a casa. Certo. E quindi sicuramente un mercato promettente e anche come con le nostre DOC magari meno conosciute come il Custozza o il Chiaretto di Bardolino c'è un buon riscontro, insomma sono vini molto apprezzati. Ecco. E guardando, adesso andiamo in chiusura guardando al futuro, perché insomma per l'appunto, lo ripeto, sei giovanissima, la terza generazione della famiglia di questa cantina. Ecco, come vedi il futuro da oggi, che ne so, a 10 anni? Allora, in un certo senso complicato, perché comunque come aziende agricole e vitivinicole in Italia siamo davvero in tanti. Sì. E sempre di più, fra l'altro, il mercato del vino vive anche di comunicazione, di branding, marketing e non solo del saper fare il vino bene. Certo. E quindi sicuramente sarà un lato su cui ci sarà molto da lavorare e da un altro lato invece penso che dovremo continuare con pratiche sostenibili, nel senso che il futuro va in questa direzione. Assolutamente. La mia generazione, insomma la nostra generazione, assolutamente sì, sente sempre di più questo bisogno e essendone parte, insomma, anch'io riconosco che è un qualcosa su cui vogliamo investire.
Ecco, quindi anche il futuro all'insegna della sostenibilità, di sicuro. Certamente. Bene, Silvia, io ti ringrazio per essere stata mia ospite oggi, è stato davvero un Grazie a te. piacere. E ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a te e alla tua famiglia per questo futuro che sembra sicuramente roseo. Grazie. Benissimo, allora anch'io vi saluto, grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità.